Gli imprenditori sono veramente sconfortati perché non sono arrabbiati. Io ho ricevuto personalmente in Confindustria più di 900 lettere di 900 imprese che si lamentano di tutto quello che sta succedendo. Le faccio degli esempi proprio concreti, ma di un secondo. Aziende che hanno sedi all'estero, che non possono andare all'estero perché non li fanno entrare. Aziende che non hanno ordinative, aziende che non sanno come pagare i fornitori, fornitori che non vengono pagati perché nel decreto di liquidità non ci sono immediatamente le risorse e perciò ci sono finanziamenti che vengono richiesti ma non vengono deliberati e la garanzia viene rilasciata dopo 60 giorni. Liquidità non immediata che non c'è, le tasse che bisogna pagare, cioè non c'è non sono contenti, sono sconfortati ed è più brutto di essere arrabbiati, perché l'arrabbiato in qualche modo combatte per rialzarsi. Lo sconfortato a un certo punto si lascia andare. Mi ricordo il primo decreto dei 25 miliardi, dove si diceva che ogni miliardo alimentava 14 miliardi, avevamo show politici di persone del governo che dicevano che la manovra da 25 miliardi aveva un indotto da 300 miliardi. Poi mi ricordo il bazooka dei 400 miliardi dal punto di vista della liquidità, non me lo sono inventato io questo termine, non mi sembra che il bazooka abbia sparato contro gli imprenditori anziché rilanciare la crescita. Adesso facciamo una manovra che non serve a niente. Diamo un contributo di 3 mesi alle persone per l'affitto, lo danno ai proprietari, marzo, aprile e maggio. Partono dal presupposto che il 1° di giugno il signor Vincenzo Marinese, proprietario di un ristorante, apre e il 30 di giugno è in grado di pagarsi l'affitto, il personale e tutti i costi di gestione. E perciò alla fine lui ha pagato il passato e partiamo dal presupposto che nel futuro riuscirà a pagare tutto. È una follia acuta.